Ivan, sei incantato come i serpenti, capito? Che è sta faccia? Sta faccia da mamozio che c'hai? Che? Hai detto mamozio? Non lo potevo dire. Di mamozio. nuovo hai grattato per mi prudere. Non l'ho hai fatto grattato apposta. a domo prora. Scusate, no, l'hai fatto apposta. Perché mamozio che? Perché a Napoli un tipo sì che è lungo e con una faccia fessa. È mamozio! Viene detto appunto mamozio. Scusa, perché guarda da me quando Ora voi direte no, me ne vado, non so. Ora voi direte che volgarità un mamozio. No. Affatto, non è affatto volgare. Perché? Il termine nasce all'inizio del Settecento nel Puteolano, nasce a Puzzula, a Pozzuoli, dove praticamente viene rinvenuta una statua. La statua di Lolliano Mavorzio, nobile puteolano di epoca romana. Una statua alta 2 metri, una cosa esagerata, ma ahimè priva di testa, una statua acefala. Bene, nel Settecento si usava ricostruire le statue quando venivano trovate senza testa e allora fu deciso di dare incarico a un giovane scultore, forse troppo giovane, inesperto, e voi sapete che lo sparagno non è mai guaragno, tanto spien, tanto impien. Ecco che il risultato non solo fu modesto, la testa era sproporzionata rispetto ai 2 metri del corpo di Lolliano Mavorzio, ma per di più con una faccia di ebete. Il popolo puteolano allora corruppe il nome Mavorzio in Mamozio e da allora in poi ogni qualvolta ci imbattiamo in un tipo sì che è lungo e con una faccia fessa, con una faccia fessa, Dici, è proprio un mamozio. Professore, scusate. Sì, dimmi. No, dicevo, ma Mamozio viene ricordato anche da Totò, Sì, perché io Totò sai che sono... volle omaggiare. E infatti c'è un film che ricorderete tutti, Totò Monaco di Monza. Come? Sì, però scusa, Prego. accendi un attimo a Totò. Ma che ti fai? Accendi appena. Ma non l'ho mai fatto, appena, Totò. dai Totò. dice Pepe Beck. Come fa? Scusate, professore. Totò mangiò il popolo puteolano nel Monaco di Monza. Con Macario. Con Macario. Sì. Lui dà a Macario il nome di Fra Mamozio. Fra Mamozio. Solo noi napoletani potevamo capire questo. Però, professore, quel film, il Monaco di Monza, viene ricordato anche per una sequenza fantastica. Dove c'è una serie di attori in una preghiera che loro fanno. Tony Curtis, ora pro nobis, ora pro nobis. Ce l'abbiamo? La possiamo vedere quel momento di quella scena del film di Totò? Eccolo, guarda. Ora pro nobis. Fai tu la voce perché non c'è la voce. Ora pro nobis. Brigitte e Bardot, Bardot. 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 Beso, beso. Bene, grande film. Grazie professore. Brigitte Grazie, Bardot. grazie.